Dal 24 al 28 novembre, Vittorio Veneto ospiterà la quinta edizione di Educhiamoci, Giornate per l'Educazione. 15 incontri in 5 giorni dedicati al dialogo tra giovani, scuole, famiglie e professionisti della formazione. Siamo molto felici di questa quinta edizione e siamo entusiasti del percorso che si sta creando, e ringraziamo l'Università di Padova per essersi prestati, per essersi resi disponibili a coordinare scientificamente questa quinta edizione. Credo che un valore aggiunto sia appunto l'interazione del Comune di Vittorio Veneto e di tutta la comunità di Vittorio Veneto con l'Università di Padova, che quindi garantisce davvero un programma importante, e speriamo insomma di rendere sempre più accessibili e condivisi questi saperi che vengono da chi lavora 24 ore su 24 su questi temi ed è pronto e disponibile a condividerli anche in territori come il vittoriese. Qual è il tema di questa edizione? Il tema è il dialogo costruisce ponti, e quindi si tratta di ragionare su come far sì che le differenze non diventino, appunto come è stato detto, fonte di disuguaglianza, ma siano fonte di ricchezza e fonte quindi di incontro armonioso tra diverse identità. E quindi si ragiona su tecnologie, su violenza di genere, su individualità, genere e cultura e quindi cerchiamo e anche incontro fra generazioni, onde evitare che non riusciamo più a capire i nostri giovani e i nostri giovani non riescano più a capire le generazioni passate. Quindi conoscere diversi aspetti della nostra società al fine di potersi poi incontrare in misura migliore di quanto non stiamo facendo. Questa edizione ci permette di far incontrare una serie di esperte e esperti che lavorano nei campi più disparati, adesso poi andremo un po' a vederli, con ragazze e ragazzi, comunità educante, genitori e pubblico generalista. E sono 5 giornate in cui toccheremo una serie di elementi diversi che riguardano l'educare, che si basano sull'incontro tra diverse individualità. Quindi incontro con le tecnologie, incontro tra culture, incontro tra generi, incontro con la parte più psicologica e poi infine l'incontro tra generazioni. Facciamo qualche nome dei relatori. Sì, abbiamo Giovanna Mascheroni, collega dell'Università della Cattolica di Milano, esperta in intelligenza artificiale e bambini e ragazzi. Abbiamo anche però persone che vengono da altri mondi, non solo quelli accademici, quindi abbiamo Murbutu, un insegnante ma anche rapper, che ci parlerà di come parlare di letteratura attraverso il rap. Abbiamo Ijaba Shego, che è una scrittrice, giornalista, esperta di incontro tra culture. Insomma, abbiamo davvero persone che hanno esperienze diverse e che possono portare tutta la loro ricchezza all'interno di questo festival. Il programma prevede 3 incontri al giorno organizzati per target. Al mattino alle ore 10 per scuole e studenti, al pomeriggio alle 17:30 per gli operatori della formazione, la sera alle 20:30 aperti a tutto il pubblico. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. L'invito è quello ovviamente di accorrere numerosi, di partecipare, anche perché avremo tantissimi esperti che super aggiornati su temi molto dirimenti, e quindi è importante anche appunto ascoltare queste nuove prospettive per capire un po' dove stiamo andando la nostra società. Quindi appunto venire per chi può o di collegarsi, poi tutto i contenuti saranno anche disponibili online, quindi si potranno anche fruire a distanza, però chiaramente la presenza è sempre migliore. Seguiamo il festival, partecipiamo sia in presenza, che è importante perché è un momento anche conviviale di socialità, e anche in streaming partecipiamo a questi eventi, perché non capita davvero tutti i giorni, direi in tutto il territorio trevigiano, di avere per 5 giorni l'attenzione catalizzata sulla questione dell'educazione, con la presenza di massimi esperti a livello nazionale e internazionale. È una grande opportunità, cogliamola. Sono sicuro che avremo un bellissimo successo e potremo dirci molto più ricchi fra 2 settimane di quanto non lo siamo ora.